Buongiorno, sono Fortunato Claudio, allenatore della Dorniano Amatori. La mia passione è il calcio, ho sempre allenato da giovanissimo, ho iniziato nell'84, trentenne e sono ancora qua dopo tutti questi anni con passione immutata. Mister, ci fa una sintesi della partita appena disputata? La sintesi della partita mi sembra si sia incanalata subito nel verso giusto, dopo pochi minuti abbiamo trovato l'1-0, poi l'abbiamo amministrata bene e diciamo che il risultato c'è poco da fare sintesi, insomma il risultato parla da sé. Da quanto tempo allena squadre amatoriali? Da quest'anno. Facendo un po' di conti, dopo aver finito la carriera da calciatore giovane per via dei infortuni alle ginocchia, ho sempre allenato ogni anno. Sono passato dalle giovanili, sono passato alle prime squadre, ho usato poco Signaco quando era la seconda squadra di Udine, quindi ho avuto una bella soddisfazione. Ho allenato la Serie A femminile a Tavagnacco e quindi diciamo sì, poi ho girato un po' tutto il Friuli, diciamo che mi avevano chiamato, come diceva Bosco, diceva che era lo zingaro degli allenatori, io sono lo zingaro degli allenatori friulani, ho girato un po' dappertutto. Ecco. Parlando della squadra di oggi, quali sono i giocatori che hanno maggiori qualità tecniche e quali quelli che hanno una funzione aggregante? Beh, la funzione aggregante qui negli amatori, ma come forse in tutto il mondo dilettantistico, la funzione aggregante è fondamentale. Questi ragazzi qua sono un gruppo di amici, ma amici nel vero senso della parola, e si vede in campo, si vede anche con i risultati. Quando facciamo l'allenamento sono sempre tutti, nonostante siano amatori, e si dice ma vanno con gli amatori per non fare allenamento. No, questi qua ci tengono al proprio corpo, al proprio fisico, accettano le sfuriate anche del mister e diciamo che le presenze agli allenamenti sono molto buone, sono molto buone e probabilmente per questi campionati qua la differenza si vede anche sul campo, perché stiamo bene fisicamente, corriamo più degli altri. Se potesse avere un giocatore di un'altra squadra per fare un salto di qualità, chi vorrebbe? Leao. Ci lascia un saluto per la sua squadra? Ma per la mia squadra gli dico, stiamo bene, un saluto alla Dorniano Calcio, ringrazio di avermi chiamato ad allenare questa squadra qua, ho trovato un gruppo fantastico. Il mondo degli amatori comunque è un mondo sano, bello e niente, spero che continuino con la stessa voglia, lo stesso piglio che hanno dimostrato finora, ma soprattutto quando verranno i momenti difficili, perché per la legge dei grandi numeri dovremo perdere anche noi, dovremo anche noi soccombere, ricordarsi di quanto abbiamo fatto e rimanere uniti, e l'amicizia vale più di qualsiasi altro risultato sportivo.